stupra una donna nel piccolo. Stiamo parlando di violenze che avvengono nelle nostre case, nelle nostre famiglie. L'uomo, il marito contro la moglie, cioè all'interno di relazioni affettive d'amore, che spesso amore non è. Questo lo dico molto tranquillamente. Non è un amore malato, non è troppo amore, non è amore. Cioè è un'altra cosa, è un legame certamente, è un rapporto, è una relazione, ma non d'amore. L'amore non fa male in quel modo. L'amore fa soffrire quando finisce, solitamente, non quando c'è. Molti uomini, quindi, ci dicono le ricerche, che agiscono violenza, non ne hanno subito violenza. Non hanno subito violenza. Semplicemente non hanno riflettuto abbastanza di qual è la posizione dell'uomo e la posizione della donna all'interno di una società civile, moderna, emancipata, diversa da quella in cui siamo cresciuti noi e ancor più i nostri genitori, i nostri nonni. Noi dico noi perché siamo un po' più grandi di voi. Ed è una violenza che vuole rimettere la donna al suo posto, il posto che conosciamo tradizionale. Però ve l'ho già detto prima, qua non vi voglio annoiare troppo. E invece è stato chiesto cosa possono fare amici e parenti a conoscenza di situazioni di violenza. La prima cosa che io dico è stare vicini alla persona, fisicamente anche, realmente in tutti i modi. La persona che subisce la violenza spesso dal violento